Siamo pronti per passeggiata, bello Lugane? Quanto bella sei, tutta bella morbidosa, coccolosa. E gioia mia bella cara, al mattino sei proprio tanto coccolosa sei, ma anche al pomeriggio e anche alla sera. Sei un cane coccoloso? Sì, digli. Pubblico, io ho 14 anni, fra un pochino. Quando andremo via in Austria compirò 14 anni. Sapore di mare, sapore di sale, che hai sulla pelle, che hai sulle palle quando esci dall'acqua. È il disegno che ha fatto Giacomo quando ero piccolo piccolo, sì, proprio sul tetto del mio letto, ma è un bel ricordo, dai, grazie sta. Gatto. Bellissima ragazzi, la roulettina con Mazzolone preparatissimo, bellissimo, con gli scarichi laterali, tanta roba. Gentile pubblico, per la prima volta ho testato bene l'Halde in modalità, diciamo, riscaldamento motore, che quello scambiatore utilizza il caldo del motore. Praticamente noi stiamo facendo andare i termi, che sono belli bollenti, stiamo cuocendo, io sono in t-shirt, fuori non so, sarà 5 gradi così, perché è sera tardi, è notte quasi e siamo in Austria, fa freddo e tanta roba, porca miseria, cioè ci stiamo scaldando a gratis. E poi ovviamente quando arriveremo avremo l'acqua calda e i termi già ustionanti. Allora, sì, esatto, quella è l'Alessia che dorme, siccome ha guidato, cucinato e lavato tantissimo, è stanchissima. Allora, siamo parcheggiati nel parcheggio dell'Acquadume, no? Il quale non si potrebbe dormire, ecco, non vedo un caso perché ci sono i riflessi. Però io penso a tutti gli austriaci che viene da noi altri, fa il caso che vuole, fa van life in mezzo ai coglioni, in quei posti dove non puoi neanche passare macchine, e va bene. E noi altri non possiamo dormire in un parcheggio? Ma base ma il culo, oddio caro. Amy, guarda il bau, il bau, Dov'è? il bau. C'è un bau. Un bau. Dov'è il bau? Mannaggia. Questi bau, che osano vivere. A me piace tantissimo la nostra Italia e i posti in cui diciamo vivo, ci girano, però non posso non cogliere certe differenze. Tipo, guarda il centro, leggi bene quella cosa rossa. Bike wash station, cioè una cosa per lavarti la bicicletta. Da noi c'è la biking cooling station, cioè è ovunque, che è dove che te la inculano. Vieni qua, no, aspetta che si vede il murale, ecco, vieni più in qua. Allora, qua c'è un'altra differenza, no, tra, diciamo, l'Austria, questo posto, non l'Austria è una parola grande, questo posto in cui stiamo soggiornando ora e Jesu, ad esempio, e qual è? Che qua i sacchetti per i cani nei dispenser che ci sono nelle passeggiate sono sempre pieni. Da noi abbiamo i dispenser, ma mai visti pieni, non c'è niente. Non ho mai visti proprio neanche uno. No, solo i dispenser. CP, magari non ti interessa, ma ho appena scoperto che per chiamare l'HO Mobile, difatti sapevo che non gli interessa, cioè proprio si gira, mi dice dai, non stanno rompendo i coglioni. Comunque vabbè, lasciami finire il discorso, che per chiamare l'HO Mobile dall'estero devi fare il numero 112, quindi prova a immaginare, caramba, noi altri, quante chiamate che riceve da sti austriaci che gli domandano informazioni sul roaming e che robe là. E loro gli risponde, no, noi rom qua. Però credo, sì, siamo all'Acquadume, che vedi le biciclette hanno tutto il lucchetto, quindi insomma non è che siamo nel paradiso in terra, altrimenti se fossimo nel paradiso in terra nessuno avrebbe il lucchetto. In ogni caso, ecco, informazione turistica per te, se vuoi venire all'Acquadume, non toccarmi le mie cosine. No, c'è l'albergo là, volevo tirare la tua attenzione. Sì, l'albergo costa sulle 500 euro al giorno, mentre le terme ti costano sulle 42 a testa, e noi abbiamo preso il pacchetto famiglia, quindi già come è venuto gratis. Il parcheggio dove siamo è un parcheggio indicato anche per camper, perché sennò l'altro è il parcheggio interrato, il chiuso, eccetera, no? Però ricordati che se proprio vuoi essere pignolo non si potrebbe dormire qua, quindi da tipo mezzanotte alle 8 del mattino qui non si può stare, c'è il cartello, cioè non si può stare, qualcuno non vuole. A me non me ne fregava niente che qualcuno non voleva, io ho detto cazzi tuoi, cioè sono problemi tuoi, è la vita tua che non vuoi le cose, e sono rimasto qui a dormire. Quindi siamo risparmiati quei 35 euro di campeggio che è appena qua davanti. Siamo sotto Innsbruck, per farti capire la zona. In ogni caso cerca Acquadume su Google Maps
però acqua scritto senza la C. Bianco. Peccato. Morbido. Posso mettermi il giubbotto? Cra, cra, cra. E praticamente non abbiamo pagato e quindi ci hanno chiuso in gabbia e adesso dobbiamo restare qui fino all'arrivo della polizia. No, adesso sei spogliatoi. Ma 112. Sì, lo sta chiamando il 112 che risponde alla KO. Aspetta che ci sono delle tette fuori. Bene ragazzo, adesso ti monto in GoPro e basta, ti monto in GoPro. Guarda Giacomo le cose per i pampini. Ci mettiamo Anche. qualche Guarda lo scivolo. Lì vogliono assunto. Nota turistica, non è obbligatoria la cuffia. Ormai da casa portatela sempre. È bellissimo fuori, adesso andiamo su quei cazzi là. Ma è bello, cioè via comodo e non paghi niente, cioè non paghi niente sto cazzo che paghi. Solo che usi sempre questo braccialetto, quindi sia per aprire il tuo camerino con tutte le robe e per andare al ristorante e tutto quanto. C'è anche il trasporto a ciccioni se non vuoi fare le scale. Ok, l'acqua quando entri è caldissima, ma tanto calda, tanto è bellissimo. Adesso andiamo. Cuccio. Vabbè, sono capace di nuotare, mai paura. E bello. Il bambino è partito. Tanto! L'aria! L'aria! Che forte! Fredda, stai dentro sempre, aspetta che lo io. Il trucco qua ci ha sgrillato per la Pro, ma non riesco a capire perché parlava troppo velocemente, quindi non ho capito il motivo per cui non puoi filmare dentro in acqua ma fuori sì. Freddo! Dai, che venerdì! Vai, una, via! Vai. Non mi sono fidato adesso a pranzo di prendere robe troppo strane, ho preso solo queste due cose sconosciute. Però ragazzi, allora intanto mi sono stupito, la qualità è veramente molto buona, non pensavo. Consiglio a tutti le carotine con lo yogurt assieme al prosciutto, ma 28 euro in 3, qua birra e coca, cioè niente, meno del me. Memo, l'Alessia mi ha detto di ricordarsi che birra è che le piace tanto se c'è in Italia, però sì, no, forse ha ragione, Stiegl l'ho già sentita. Ho mangiato veramente bene, soprattutto a petto nudo, è stranissima sta roba, ma a me non interessava tanto delle terme, a me interessava mangiare. E il caffè è estremamente disgustoso, 3,30 euro, imbevibile. Vedete a Giacomo, che sono le 6,82 no, ma io dico che si fermano a 60, io dico no, qua arrivano a 100, c'è tutto il caffè neanche si ferma a 1,20, qua arriva a 3,30. Memo anche a Miller a Laura. Allora, questo è la Vesia piscina per i bambini. Subito dopo, io adesso non voglio andare a vedere. Sì, c'è quella roba alta, cioè 10 cm eccetera, fatta apposta per i neonati. Quindi te puoi riportare anche a Ciano, oddio credo. Dani, li porto io un attimo, venite, vi porto. Hanno fatto chiamata sicuro. No, li mando in apnea. Qua per Ciano. A me è piaciuto tantissimo, che il discorso qua dove me lo consiglio ovviamente a tutti, tanta roba, mangia pure dentro, si mangia veramente bene, paghi poco, almeno io che credo di aver mangiato a sufficienza con la birra e tutto quanto, insomma ho pagato circa 10 euro, poi magari la Alessia già come ho mangiato un po' meno, ma
più o meno insomma 10 euro a testa, no? E tipo del telefono quando serve, guarda, che lo voleva provare a essere. Vai, monta su, dai. Scema. Cos'è? Che senso ha sta roba? Ucciu, cos'è il senso di questa cosa? Che senso ha? Perché 14 anni e non saperlo. Riassunto della serata, ragazzo. Questo perché se anche tu ti vuoi fare un ponte e venire qua, dici ma aspetta che faccio quello che ha fatto il Singano, ok? Noi riparcheggiamo per la seconda notte qua all'Acquadume perché andiamo a mangiare fuori e poi è tardi, dove cazzo vai? Quindi niente, noi ridormiamo qua e poi stasera decidiamo cosa fare. È vero che non si potrebbe, però è altrettanto vero che non è passato nessuno a rompere le balle e quindi insomma così. Però di che dopo gli austriaci qui viene Jesolo e viene dai pasti nostri, lui si può fare a van life in busarsi dove chi vuole. Nota turistica non è segnata nelle mappe, però c'è la passeggiatina lungo l'Argine, senti che bello quel torrente qua, il ruscello, molto bello, illuminato e tutto quanto. Dio austriaco, comunque tutto bello, tutto bene, c'è anche un bakery che sarebbe un panificio tipico Taka. E ragazzo, a volte Singano può sembrare un po' pesantino, petulante perché sta là, guarda, controlla le recensioni eccetera eccetera, però guarda ogni volta in che cazzo ti posti ti porta, e questo guarda che roba, guarda che razza di ristorantino, adesso vedi, è una cosa a dir poco tipica e occhio adesso dentro sia poi una sola fantastico. Se vuoi venirci anche tu segnati il nome, questo è su Google Maps. Guarda gli animali morti imbalsamati, visto Giacomo che ti ho detto, tanta roba. Stupendo, stupendo. Bellissimo. Sì, qua lei si è ammazzato al culo, ma no, stai là a scegliere. Allora, per quanto riguarda le birre mi affiderò al gentil Francesco, è una signora che mi fissa, no, la signora anziana, e mi mette in imbarazzo anche perché sono fidanzato, continua a guardarmi, insomma un po' di... vabbè, però cioè io vivo bene con quel poco che ho, non ho bisogno delle sugar mommy. Tu sì ci hai bisogno delle sugar mommy, là, che è qualcuno che ti nutra di più di quello che ti nutro io. Il problema, a parte il CP che mi mendica già il cibo ancora prima che arrivi, è che, come giustamente dice l'Ale, siamo solo noi italiani che ci rompiamo il cazzo per gli altri, ci preoccupiamo. È su 2 piani, fighissimo. E in quanto ad esempio qui il menù è solo in austriaco, cioè non c'è neanche in inglese né niente, non si capisce un cazzo. Allora io cosa ho fatto? Sono andato su Google Maps, ho guardato le foto dei piatti che ha fatto la gente, adesso arrivano e gli dico questa qua, hai capito? Ti fanno paura tutti gli animali morti che ti guardano? Cioè, ti senti? Sembra di mangiare super osservato. Ho capito. Hai 1000 occhi di morti che ti guardano. Cioè mangiamo dei cadaveri con altri cadaveri che ci guardano? Sì. È strano perché tipo a cameriera, no? A parte da papine, per come chi parla eccetera, in realtà no, è simpatica, è proprio il modo suo, probabilmente anche la sua lingua, tu capito? Tutte che parole, spricche, spranche, spazzetonga, tu capito? Comunque la signora che mi guarda qua e continua prima di tirare una spiazzata, la tirare papine, Dio caro. Volevo inoltre farti notare le careghe tipiche, quelle robe tipiche. La marmota morta imbalsamata tipica. Sta roba qua che l'ho visto in tanti locali, il portaposate così che dopo te le prendi con i tovaglioli, molto bello, tipico. I menù estremamente tipici perché tu è scritto tutto in cruco, ti capisci una madonna, ma con scritto in inglese, no? Come ci suggerisce Alessia, i cunei poi camper tipici da legno. E questa con la tetona dicono che è la birra tipica, perché noi abbiamo chiesto proprio una birra che fanno loro qua, austriaca, e quella della tetona, esatto, vedi tu, e anche la roba dei tette. Quindi se anche a te come mi piace tette, no, una petizione per il povero Singano, perché Alessia adesso dovrebbe bersi a birra ogni tanto, no? E ora mi stava sempre... Che piacciono a me le tette? Non lo so, ma in ogni caso se c'ho la Coca-Cola, poi dopo c'aveva a birra mia, ma c'ho a birra anche a te, Tu la coca. porca troia, ottima e leggera. Toccamo anche il cadavere descoiatolo qua sotto e anche il faian là,
e un altro qua. Esatto, adesso ci sono arrivato perché io vado matto, è proprio una fissa mia, a parte roba in legno, i locali belli così, ma tovaglietta, guarda, tutto con queste tovagliette e tendine rosse e bianche, a quadrettoni, beh, fa tanta trattoria, come che mi piace? No, adesso che sono arrivato, ecco perché la cameriera mi ha detto è più tipica di questa. In teoria, dopo mi dico una cazzata per riguardo le clip che ho fatto, Sander Beer del Sander, cioè il Sunder qualcosa, è il nome di sto bar qua, cioè gli affallori proprio loro, cioè no magari a cameriera, perché non è che puoi portare le toe e fare a birra e magari anche a tirare i pomi per aria, no poretta? Come gli spazi? Dai, non mi tocchignare il piatto. Che merda demorosa, No, dai che non ti do più un prendo pelo, la non ti do. forchetta, sì, Io dai mia amica. Una pasta in bianco. Cioè, vada Marilena è più tipica, vedete, sono di viuste. Cos'è che roba, Mari? Quella a destra, il krauti? Super! Cameriere simpaticissimo, no, non è spaghetti alla bolognese, che mi ha spazzato spaghetti alla bolognese, perché la sentivo che ieri italiano al 100%, mentre sto qua è un veneto e quindi che propone roba bolognese. Altrettanto, io non vorrei essere disfattista ragazzi, sognavo di venire in questo posto più che l'acqua d'ome, perché veramente a me piace queste robe. Oh, sono spatto così. No, adesso veramente ragazzi, ci organizziamo col discorso dei petizioni, cioè, tu non puoi ordinarmi un amaretto in Austria e prendermi il mio liquore la notte. Beviti il tuo cazzo di amaretto come sei. No Ale, ma sei seria? No. Fa schifo, mi sacrifico per te. Siccome non è buono. No, ma è ora di smettere questa roba che mi pinzi le mie robe, Tu scusa. non pinci sempre le mie robe. No, ti prendi una anche te alla nocciola e me la dai, scusa. Quella alla nocciola intendo. No, non si può andare. Le puntine del mondo consiglia il liquore alla nocciola. E Giacomo cosa consigli? Ti piace sta roba? Racconta. Come si chiama? Come si chiama? A morte in camicia. Quindi poi muori? Allora, tipo non lo so. Ah, Te mangi questo, poi il giorno dopo ti metti la camicia e muore stecchito. quindi ho capito. Perché passa un tiro? Proprio un discorso di camicia, insomma. Però ragazzi devo dire che senza ombra di dubbio, ovviamente la cucina italiana è la più famosa nel mondo, però gusti diversi, per carità tutto diverso, ma veramente la qualità la percepisci, quindi abbiamo apprezzato veramente tanto. Questo per dire Lulu Balulu, esatto appunto. Però a Marilena e Francesco che fai serie mentre mi fai i video. Merda di fidanzata. Bene, e adesso io per rispetto, guarda, mi sono ammazzato la maglia. Fai una roba vinta, nuova, appena messa su da mezz'ora già smerdato. E tu? Mia madre non mi ha rotto i coglioni. Io non che crede al karma, ma fine sì, esiste, vedi tu? Tutte rotture dei coglioni che non ho avuto a esiste il cane boccia. della Valle. E adesso io qua. Ma perché poi Certo, resta capito? l'alone, non abbiamo modo di pretrazzarla, sgarsarla subito, noi un cazzo in camper. Porca puttana, le solghe alcolici qua. Le Veramente? patate. Perché godite, andiamo un momento il logo tipico, vedi tu? Come Francesco il Disa, lei naranze di Sicilia tipiche austriache. Na na ni ni na na na, falling down. Cosa c'entra musichetta singolo? Non so, qui avevi. Cioè, qua non abbiamo mia l'art director, quale quel che passa al convento, ragazzi, oddio caro. Wow, sì, come in alcuni posti, wow, che strano, di montagna nostri, però insomma c'è anche, è stranissimo, gente recente, morta nel 2014, però è piccolissimo, voglio dire, come fanno a starci tutte queste, perché è una città grande, cioè grande, insomma, non è piccola, come cavolo fanno a starci? Esattamente, questi sono i soldati. Che io ti invito per una maratona, mi porti dentro i cimiteri? Sì, dimmi. No, è un Senza bel neanche cimitero. infunfatare come facevano gli inglesine. È un bel Dimmi. cimitero, amore, comunque Ok. curato, Sì, ho così. capito, ma Bello. cioè te sei sempre più vecchia, adesso mi portano ai cimiteri. Dio. Mamma mia, cosa era dentro che costesine, mi droga? Dio povero, è tutto un tirare, un fare, un brigarsi. Guarda che misteri. Cioè, lei le piace questo paesino? Dico sì, se è un paesino tipico, guarda che misteri, è tutto un tirare. Di solito sta mai appena in piedi, poi perché insomma Poretta adesso è il 31 di ottobre, fa 14 anni. Devo dire, so che te non te ne frega niente di bici, ma questo negozio di bici è una figata, guarda anche sotto, è bellissimo, cioè è strano perché vedo tante particolarità, perché insomma non è che da noi siamo il terzo mondo, da noi in Veneto abbiamo anche noi bei negozietti che veramente si fanno rispettare,
però bene o male noi siamo legati, come dire, a quegli standard, no, come si dice a quegli standard, a quella conformità, no? Aspetta, perché sono anche no, imbriaco, però insomma ho messo vado biretta e 4 mari, a quella normalità, a quella formalità, ecco cosa volevo dire, a quella formalità. Mentre qua ho notato parecchia stravaganza negli arredamenti, che per carità è chiaro che è bella, è chiaro che attrae, quindi stravaganza e buon gusto. Non bastava il cibo con la droga, ha visto anche il gatto austriaco adesso, uccio che attira, guarda. Dove andai il gatto austriaco? Maledetti gatti austriaci! Oddio, questo è un altro negozio ancora, un negozio di sport. Mi mancava l'e-bike della Malaguti. Ormai cos'è, le hanno fatte anche la Porsche, l'Harley Davidson, l'MV Agusta addirittura. Cioè, non so, ormai anche quelli del Panettone si mette a fare e-bike. E la Madonna, questo è il terzo negozio di bici nel raggio di 50 metri. Questa mi fa tanto sesso, bella questa. Tu ragazzo vuoi capire meglio se ti conviene, eccetera. Beh, ovvio che dipende da dove che te parti, perché un conto è che se te parti da Bolzano e un conto se te parti da Napoli, cioè sono robe completamente diverse. In ogni caso merita fare tanta strada per venire in questo posto fantastico e per l'acqua d'Oma soprattutto. Certo, sì, noi ovviamente facciamo sempre le cose con un minimo di testolina, perché insomma con quello che costa il gasolio cerchiamo di sfruttare al massimo, quindi abbiamo detto all'acqua d'Ome sì, però durante un ponte di quelli di 4-5 giorni, no, durante un weekend, e così abbiamo fatto. Sapete che è proprio vero, porca troia, i generali, assicurazioni generali, è proprio in mezzo ai coglioni dappertutto. Sa che c'era anche Kafka una volta, era un dipendente delle generali, no, delle assicurazioni. Dattino, pizza e more, che schifo, peso dell'ananas, come hai fatto a mettere more in a pizza? Io tengo un draio, una bocca rossa come una cerasa, una pelle profumata e fronderosa. Io tengo un draio, volevo offrirti pagandolo anche a rate, no brillante, e quindi c'è carate. Ma tu volevi la pizza, la pizza, la pizza, capummarola in coppa, capummarola in coppa. Ma tu volevi la pizza, la pizza, la pizza, capummarola in coppa, la pizza e niente più. Io ti portai a dove stanno meglio.